per un errore di notifica il giovanissimo aggressore di Marta Novello, la 26enne di Mogliano, accoltellata mentre faceva jogging. Il 15enne sarebbe volato a Londra. Inammissibile, commenta la ragazza, le vittime non sono tutelate. La ministra della Giustizia Cartabia ha chiesto l'intervento degli ispettori dopo il rilascio dell'aggressore di Marta. A Mogliano lo sconcerto del sindaco Bortolato, siamo allibiti, è una ferita che si riapre. Nuovo caso di febbre del Nilo a Chiarano, in tutto sono 4 quelli conclamati, 11 sospetti. Siamo stati a Salgareda dove si è verificato il primo caso e dove l'ULSS 2 ha dettato misure di contrasto. 100 euro l'ora ai medici che si renderanno disponibili a turni extra in pronto soccorso. L'accordo raggiunto tra regione e sindacati salutato con soddisfazione dall'ULSS 2. Le elezioni politiche del 25 settembre per il segretario Dem Martella, l'alleanza con Azione riapre la partita con il centrodestra, intanto l'ex ministro D'Incà si scaglia contro i 5 Stelle. Identificato dalla polizia locale il presunto responsabile dello schianto di una Mercedes contro un'utilitaria a Santa Bonavecchia, si tratterebbe di un 56enne dipendente di un'azienda di Crocetta. Folla di amici, colleghi e autorità in cattedrale a Berluno per i funerali di Omar Monestier, direttore del Piccolo, del Messaggero Veneto, scomparso improvvisamente a 57 anni. TG Treviso, buonasera, ben ritrovati. In primo piano la notizia della scarcerazione dell'aggressore di Marta Novello, la 26enne di Mogliano, accoltellata, lo ricorderete, mentre faceva jogging per un errore, già condannato per tentato omicidio e ritenuto pericoloso, è tornato in libertà. Errori burocratici o di disattenzione di questo tipo sono inammissibili e incomprensibili. In qualità di vittima è stato destabilizzante e sconfortante ricevere questa notizia. Parla per la prima volta tramite il suo avvocato Marta Novello, la studentessa di 26 anni di Marocco di Mogliano, ridotta in fin di vita nel marzo del 2021 dalle 23 coltellate infertele mentre faceva jogging da un 15enne, anche lui del posto, che l'aveva scelta a caso per rapinarla. Il minorenne dal 21 luglio è libero, scarcerato a Napoli per un banale errore nei documenti di notifica del trasferimento dal carcere a una comunità. Comunicazione obbligatoria che doveva essere fatta in anticipo al diretto interessato, quindi entro il 20 luglio, ma la data riportata erroneamente nella pratica è quella del 20 settembre e la notifica non è avvenuta, facendo così scadere i termini e consentendo al ragazzo di tornare in libertà. Il peso psicologico che deriva da questa notizia è immane, prosegue Marta nelle poche righe consegnate all'avvocato Alberto Barbaro, e grava su un percorso lungo, difficile, faticoso e costoso, volto al recupero di un normale stile di vita dopo l'episodio di violenza subito. Recupero che viene ulteriormente complicato e ostacolato da situazioni come questa, continua la ragazza, e la percezione che ne deriva è di una scarsa attenzione alle esigenze di sicurezza della vittima da parte degli uffici preposti, nonostante l'esistenza di una sentenza di secondo grado che ha confermato la pericolosità del ragazzo, già dichiarata nella sentenza di primo grado. 6 anni e 8 mesi per tentato omicidio, ridotti in appello a 5, e ora la scarcerazione con il giovanissimo aggressore che risulterebbe irrintracciabile, sarebbe addirittura volato a Londra dove la madre lavora come cuoca. Un allontanamento comunque legale, visti i termini di custodia scaduti e in assenza di un ordine del giudice. Circostanze che il difensore del ragazzo, l'avvocato Matteo Scussat, non conferma né smentisce. Rimane lo sbigottimento innanzitutto di Marta e della sua famiglia. Il mio pensiero, conclude nella sua nota la 26enne moglianese, va a tutte quelle donne che avevano già denunciato il loro aggressore, magari ottenendone anche la condanna, senza che questo impedisse allo stesso di commettere successivamente ulteriori atti di violenza o perfino di macchiarsi del loro omicidio, e ciò per l'inefficacia delle misure pensate per tutelare la sicurezza delle vittime. E allora la ministra della Giustizia Marta Cartabia, attraverso gli uffici del suo gabinetto, ha già chiesto all'ispettorato di svolgere i necessari accertamenti preliminari, formulando all'esito valutazioni e proposte dopo la scarcerazione dell'aggressore di Marta. Proprio questa mattina il deputato e capogruppo di Forza Italia in Commissione Giustizia, il vicentino Pierantonio Zanettin, aveva presentato un'interrogazione al ministro Cartabia per sapere se, alla luce delle assurde circostanze che hanno portato al rilascio del 15enne, non ritenga di attivare i propri poteri ispettivi nei confronti dei magistrati che ne hanno determinato la scarcerazione, e quali iniziative intenda assumere per assicurare alla giustizia italiana il colpevole di un così grave delitto. Il deputato definisce la vicenda sconcertante, tanto più considerata la condanna in appello a 5 anni di reclusione. Ed è sconvolta evidentemente da questa notizia anche la comunità di Mogliano e con lei il suo sindaco.
È irrispettosa questa cosa nei confronti di Marta e della famiglia. Il pensiero del sindaco di Mogliano, Bortolato, appreso della scarcerazione del giovane aggressore di Marta Novello, va proprio alla ragazza e alla sua famiglia. Primo cittadino che poi ricostruisce gli ultimi fatti, sottolineando l'impegno di Comune e ULSS nella vicenda. È arrivata questa ordinanza che chiedeva ad ASL e al Comune di trovare in pochissime ore una struttura specializzata per accogliere il ragazzo. Lo abbiamo fatto un miracolo, in pochissimo tempo abbiamo trovato questa struttura, peccato che il ragazzo è risultato irreperibile. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno a Mogliano. Siamo allibiti, il ragazzo è stato scarcerato per scadenza dei termini di custodia e questo ci fa vedere come la giustizia italiana spesso non funzioni. Il sentimento del primo cittadino è il medesimo condiviso dai moglianesi per una giustizia che a volte dicono lascia l'amaro in bocca. Non sempre c'è giustizia vera. Ci siamo abituati ormai e dobbiamo andare avanti così. La giustizia purtroppo a volte è una buona di qua, buona di là, però ci stanno tante lacune, da colmare. Purtroppo molte volte le cose capitano proprio per i tempi e forse un po' di leggerezza su alcune cose. Quando è successo ha sconvolto comunque tutti. Una ferita che qui a Mogliano non si è mai completamente cicatrizzata. È una ferita aperta e soprattutto per chi l'ha subito, insomma il fatto grave per Marta, e il pensiero va a lei, insomma alla sua famiglia, e adesso purtroppo questa ferita si riapre. West Nile, ci sono 11 casi sospetti in provincia di Treviso, 3 le persone ricoverate. L'ultimo caso è stato riscontrato a Chiarano, un 74enne è finito all'ospedale. Siamo stati a Salgareda, il comune in cui si è verificato il primo decesso, in cui è arrivata la comunicazione dell'ULSS con le misure di contrasto da intraprendere. La nota dell'ULSS 2 è arrivata sul tavolo del sindaco veterinario di Salgareda, Andrea Favaretto, proprio ieri. Contiene le indicazioni per i comuni sulle misure da adottare per limitare la diffusione di malattie trasmesse da vettori. Proprio a Salgareda si è verificato il primo decesso di West Nile nella provincia di Treviso, un 87enne. Oggi la stessa ULSS ha diffuso la notizia di un nuovo caso a Chiarano, con il ricovero di un paziente di 74 anni con altre patologie. Nella nota si chiede ai comuni di rafforzare e intensificare la campagna informativa con i cittadini, intensificare i trattamenti larvicidi rafforzando i controlli per verificarne l'efficacia, bonificare i focolai larvali. Ulteriori interventi devono essere valutati in caso di cluster, ovvero con 2 o più casi nel raggio di 2 chilometri in un arco temporale di 15 giorni. È vero che c'è da essere, diciamo così, attenti e creare un'allerta in questo periodo, però se andiamo a ben vedere i numeri territoriali sono bassi perché c'è proprio asintomaticità della malattia. Questo avviene anche negli animali. Volatili come cornacchie e colombacci possono fare da vettore del virus di encefaliti. Da West Nile possono ammalarsi anche i cavalli. I virus hanno bisogno, per combatterli c'è bisogno di anticorpi. Se vengono a mancare questi, la cosa si accentua, attenzione. Non ho detto perché io sono convinto che moltissime persone sono positive, moltissime, nel senso come numero che è bassissimo rispetto alla popolazione. Complessivamente in provincia sono 4 i casi confermati degli 11 sotto osservazione, 3 i ricoverati, nessuno in pericolo di vita. Potrebbero esserci diversi asintomatici, secondo Favaretto. Il comune ogni mercoledì distribuisce pastiglie larvicide ai cittadini, ma sulle irrorazioni di veleno anche fuori dai centri il sindaco frena. Un territorio come Salgareda che ha veramente moltissime api, perché ci sono moltissimi coltivatori, chiamiamoli coltivatori ma sono allevatori di api, apicoltori, ecco che questa irrorazione potrebbe creare un problema. Andiamo in ospedale per l'accordo raggiunto tra Regione e sindacati, 100 euro all'ora per i medici che si renderanno disponibili per turni extra in pronto soccorso. Questa scelta della Regione Veneto è una manna veramente che arriva dal cielo, nel senso che diamo questi 100 euro lordi, ai colleghi in modo tale da poter reclutare qualche giovane medico a fare cosa? Soprattutto a fare la cosa più importante, che sono i codici bianchi in pronto soccorso. Accordo
raggiunto tra regioni e sindacati sull'aumento del valore della prestazione aggiuntiva svolta dai medici presso il pronto soccorso, che passa da 60 a 100 euro l'ora. Una boccata d'ossigeno per reparti sottoposti a carichi di lavoro importanti, soprattutto in quest'estate bollente, con un incremento degli accessi, in particolar modo di anziani disidratati, del 30% rispetto al 2019, anno pre-pandemia. In termini di organico di pronto soccorso, in ULSS 2 mancano all'appello 11 camici bianchi. Ora, con questo accordo, si spera di reperire in tempi brevi medici che su base volontaria daranno la propria disponibilità a svolgere turni extra. Si dà priorità chiaramente nei turni ai colleghi di pronto soccorsi. Possono venire colleghi anche da altri pronto soccorso, ma poi soprattutto anche da altre specialità. Adesso i direttori degli ospedali faranno il giro e proporranno ai colleghi anche di altre specialità se sono intenzionati a dare una mano in pronto soccorso. Noi speriamo di raccogliere molte adesioni in modo tale da rafforzare i turni in un momento di difficoltà. Plaude all'accordo la CGIL, che spera però in un intervento strutturale per arginare la carenza di personale. Riteniamo però che questo sia un accordo di fatto tampone, che non vada a coprire le carenze che effettivamente ancora, in modo particolare in ULSS 2, ci sono relativamente alla gestione dei medici. In più, rispetto al percorso che la Regione in questa fase ha avviato, chiediamo alla stessa di convocare le organizzazioni sindacali anche per l'apertura del tavolo del comparto. Siamo alla politica. L'alleanza PD-Calenda riapre di fatto la partita. A parlare è il segretario Dem Andrea Martella. Si dice fiducioso per raggiungere un'intesa ancora più ampia. L'alleanza con Calenda che noi abbiamo fatto è un segnale positivo, e anche con la Bonino, di unità, di responsabilità, che pone al centro questioni programmatiche serie, il lavoro, l'impresa, la sostenibilità ambientale, e che di fatto ha riaperto la partita per le elezioni politiche, perché questa alleanza è un'alleanza competitiva. Per Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, la partita è riaperta e lancia una frecciatina. Dobbiamo lavorare, c'è ancora un 40% di incerti, ma se qualcuno pensava che avesse già vinto il centrodestra, non è così. Ora occhi puntati sui Verdi per una larga alleanza di centrosinistra. Stiamo lavorando anche in queste ore all'individuazione di un accordo per definire un'alleanza di centrosinistra in cui ci sia il Partito Democratico con la propria lista, democratici e progressisti, perno di un'alleanza che al centro veda anche le forze che fanno riferimento a Calenda e alla Bonino, e a sinistra vede una presenza delle forze che fanno riferimento ai Verdi, a Europa Verde e alla sinistra italiana. Si sta anche lavorando per la composizione di una lista civica che faccia riferimento ai sindaci. Questa legge elettorale, spiega Martella, obbliga a fare delle alleanze ed è per questo che noi le stiamo ricercando. Sono intese di carattere elettorale ma anche di carattere programmatico. Noi vogliamo fornire al Paese un messaggio chiaro, quello di una coalizione democratica, progressista e ambientalista che possa occuparsi dei problemi e dei bisogni delle persone. Il Movimento 5 Stelle adesso, con la voce del ministro D'Incà, da poco appunto fuoriuscito dal movimento, che contro di lui si scaglia. Non usa mezzi termini il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. Lasciare il Movimento 5 Stelle è stata una decisione sofferta ma dovuta a far tracimare il vaso già pieno la scelta di far cadere il governo. Io ho fatto le mie scelte, l'ho trovato assolutamente sbagliato. Il Paese ha bisogno di andare avanti con stabilità politica, era una maggioranza molto larga, io so quanta fatica si faceva per poter stare tutti quanti insieme, ma bisognava ragionare per il bene del Paese e continuare a farlo per i prossimi mesi, che sono tra i più difficili in assoluto dal 1946-47 in poi. Saranno mesi impegnativi tra settembre, ottobre e novembre e noi ci andremo con le elezioni. Se la classe politica si guarda l'ombelico, questo è un errore e occorre dirlo in tutti i modi e in tutti i luoghi. Si toglie un sassolino dalle scarpe il ministro, che torna anche sulle parole del presidente destro di Confindustria, che spiega come ci sia bisogno di un governo credibile. Il presidente destro ha perfettamente ragione
ha parlato anche appunto di responsabilità e di credibilità. Io non so chi ha mandato a casa il governo Draghi come possa definirsi credibile. Questo era il momento meno opportuno, commenta. E siamo alle prese con le riforme del PNRR, che non basta semplicemente il passaggio parlamentare, occorre fare anche decreti legislativi, quelli attuativi. Non è una cosa semplice poter cambiare un paese. Abbiamo la riforma del civile, la riforma del processo penale, la riforma degli appalti, la riforma della concorrenza, la riforma del fisco, la riforma della giustizia tributaria, passaggi pazzeschi per il nostro paese che dovevano essere continuati, arrivare fino almeno al prossimo anno e poi alla fine ognuno decideva di fare quello che voleva. È un errore enorme, io lo trovo un errore che pagheranno le prossime generazioni, lo pagherà tutti quegli italiani che questa mattina si sono alzati, i nostri veneti, per andare a lavorare, lo pagheranno gli imprenditori. Non si può, accettare una considerazione del genere. Io ho fatto la mia scelta con sofferenza, mi pare sia stato l'unico forse che ha fatto una scelta del genere. Gli artigiani raccolgono l'allarme lanciato dagli industriali, difficile la ripresa, troppe le incognite. Allora li ascoltiamo. Destro ha fatto un ottimo intervento, lo devo dire, perché sostanzialmente ha centrato quali sono oggi i problemi di questo nostro paese. Se la politica non dà una continuità alle azioni che erano già attive prima di questo periodo, di questa grande crisi, sicuramente ci troveremo in difficoltà. Trova l'appoggio e la condivisione degli artigiani l'allarme sull'imminente frenata dell'economia di casa nostra lanciato dal presidente degli industriali di Treviso e Padova, Leopoldo Destro. Il presidente di Confartigianato della marca trevigiana, Oscar Bernardi, conferma che la ripresa non può reggere in uno scenario nazionale e internazionale di grande instabilità. Non abbiamo prospettive nel prossimo futuro perché ci sono troppe variabili in questo paese e comunque anche a livello internazionale le variabili sono multiple. E sicuramente molte aziende andranno in crisi e se pensiamo, mi permetto di dire oggi quanto vale solo il Superbonus 110, sicuramente ci troveremo in difficoltà il prossimo anno. Cessione dei crediti, inflazione, caro energia, costo delle materie prime. L'associazione ha messo nero su bianco una serie di considerazioni e di proposte indirizzate al nuovo governo, chiamato a impegnarsi sul fronte degli incentivi, della detassazione, dell'autonomia energetica e del sostegno alle famiglie, perché l'autunno sarà carico di incognite. Oggi il costo dell'energia, il costo delle materie prime e la difficoltà di reperire materie prime nel nostro paese sicuramente non è possibile continuare così a sostenere questo sistema, quindi le aziende hanno bisogno di certezze, di sicurezze e hanno bisogno che la politica dia una continuità a quello che comunque questo paese oggi ha bisogno di avere per continuare a lavorare. Un mestiere che non si impara sui libri. Entriamo in un laboratorio artigiano, appunto il negozio di un calzolaio a Treviso da più di 50 anni, per raccontare un lavoro che sta scomparendo e colpito, come altri, dai rincari. Che faccio il mestiere qui in questo negozio 54-55 anni, però che faccio il lavoro, avevo 13 anni, un 65. Un lavoro di cura e pazienza su macchinari che in questo laboratorio artigiano possono avere anche 70 anni, comprati usati quella volta dal signor Bruno Traversin, lo storico calzolaio della chiesa votiva, che da poco ha passato il testimone al figlio Nicola. Nessun altro ha mai bussato in questi anni alla sua porta per chiedere un lavoro. Non è mai venuto nessuno. Comunque sai che devi mettere le mani dentro le scarpe delle altre persone e quindi tante persone non lo vogliono fare. E lavori in mezzo comunque alla polvere, allo sporco, tante persone non lo vogliono fare. Dopo io devo avere un ragazzo, lo devo mettere tutto con tutti i suoi contributi, con tutte queste robe. Questo qua è un lavoro che praticamente le scarpe, ci sono scarpe di valore, ma ci sono anche scarpe che non vale neanche la pena di riparare. Un mestiere che non si impara sui libri, dove non esistono gli stage, eppure il lavoro c'è. Quest'anno il negozio resta chiuso soltanto per una settimana per le ferie. Sono tante ore di negozio, le ferie sono pochissime, i ponti, quando la gente deve partire ovviamente ha bisogno delle scarpe, devi prepararle sotto le feste. Poi una volta c'era il ragazzetto del paese che diceva vai a imparare dal calzolaio e lo metteva lì e quasi quasi il papà gli dava i soldi al calzolaio per tenere il figlio, che pur imparasse un mestiere
non esiste più una cosa del genere. Una vita dietro a questo bancone. I Traversin sono 3 generazioni di calzolai alle prese oggi con i rincari di colla, gomma, almeno il 15% più il costo dell'energia. Rincari che inevitabilmente pesano sull'utente finale. E va che devi aumentare €1, €1,50, €2 a scarpa e quindi oppure devi mediare col cliente, vediamo, facciamo, cioè devi lavorare nella mediazione poi anche col cliente. È stato identificato dalla polizia locale di Treviso il proprietario della Mercedes bianca che lunedì notte si è schiantata in via Santa Bonavecchia centrando in pieno una Y10 parcheggiata al lato della strada. Si tratterebbe di un uomo di 56 anni di Cornuda. La macchina sarebbe intestata all'azienda che risulta essere di sua proprietà. Sono ancora in corso le indagini per capire le dinamiche dell'accaduto. Il proprietario dell'auto coinvolta ha fatto sapere che ha già contattato un avvocato con il quale procedere per via legali per fare chiarezza su quanto avvenuto. Decine di avvisi di contestazione già applicati a Treviso dagli agenti del nucleo antidegrado a chi non ritira i propri bidoncini dei rifiuti. Controlli, attenzione, sono partiti. Se avete trovato questo adesivo sul vostro bidoncino della differenziata siete avvisati, ritirate il contenitore altrimenti scatta la multa. I primi cedolini sono già stati staccati. Nelle immagini che vedete la telecamera del comando di polizia locale riporta la situazione di piazza Giustiniani. Qui, spiega il comandante della polizia locale Andrea Gallo, capita sovente di trovare bidoncini lasciati in strada anche per giorni. Sul marciapiede, sotto agli alberi o qui a ridosso dell'androne del palazzo. A volte si tratta di pigrizia, nel senso che è molto più semplice e facile lasciare il bidoncino fuori casa, magari sul marciapiede, impedendo magari ad anziani o disabili di passare, e quindi invece è una brutta abitudine che stiamo cercando di risolvere anche con delle sanzioni, ma ripeto, l'obiettivo non è sanzionare ma prevenire. L'adesivo funziona come un preavviso di contestazione e viene rilasciato dagli agenti del nucleo antidegrado. Troppo presto per fare un bilancio sull'ordinanza firmata dal sindaco quasi un mese fa. I controlli però sono iniziati. Oltre alla multa, l'ordinanza prevede anche la rimozione del bidoncino con spese a carico del proprietario. Un'ordinanza che va nella direzione delle condizioni igienico-sanitarie da rispettare, nel senso che molti cittadini prendono il bidoncino la sera e lo portano dentro, molti purtroppo in certe zone lasciano i bidoncini per settimane intere, quindi era il momento di intervenire. Il nucleo antidegrado sta monitorando tutto il territorio comunale, naturalmente non è un'ordinanza che va per sanzionare i cittadini, ma per prevenire situazioni igienico-sanitarie particolarmente precarie. La siccità sta mettendo a rischio i vigneti e le coltivazioni di cereali nella Marca. È stato per questo deciso l'aumento della portata del Piave. In arrivo l'acqua dai laghi della montagna, un provvedimento necessario per un periodo di emergenza. Ascoltiamo l'assessore Bottaccini. Grandissima siccità, aumenta la portata del Piave perché è una norma nazionale che è il codice ambientale, l'articolo 163 prevede che dopo l'utilizzo idropotabile ci sia quello agricolo. A far discutere, però, è la ricaduta che la diminuzione delle acque dei laghi montani potrà avere sul turismo. Si è mantenuta la quantità d'acqua maggiore possibile nei laghi di montagna e oggi con grande sacrificio del turismo di montagna, perché questo va sottolineato, spesso ce lo dimentichiamo, con grande sacrificio del turismo e di tutto quel comparto della montagna si sta aumentando la capacità di portata del Piave proprio per garantire quella quantità minima indispensabile per l'idropotabile e per l'agricoltura. L'emergenza sottolinea la necessità di creare un piano di recupero delle acque piovane, interventi già predisposti dalla Regione ma difficili da attuare. Il piano ce l'abbiamo e abbiamo le idee chiare. Il problema è quello di trovare le risorse, ma il problema ancora più grande è quello della normativa. Perché se io chiedo a una soprintendenza di trasformare una vecchia cava in un lago, penso che il diniego sia quasi automatico. Quindi o ci mettiamo in testa che dobbiamo decidere in questo Paese quali sono le vere priorità e agire di conseguenza, altrimenti continueremo a parlare di problemi e di emergenze. Siamo alle notizie che arrivano da Belluno. Nel pomeriggio nella cattedrale di Belluno Omar Monestier ha compiuto gli ultimi passi del suo cammino terreno, folla di amici, colleghi e autorità stretti in un abbraccio alla famiglia del direttore Gentile.
Il feretro arriva in Piazza Duomo allo scoccare delle 3 del pomeriggio ad accogliere le spoglie di Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto del Piccolo di Trieste, morto improvvisamente 3 giorni fa in conseguenza di un malore. Decine di colleghi, amici e autorità civili e militari. Tra i primi ad arrivare il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Una persona con cui ci si poteva sempre avere un confronto anche da punti di vista diversi ed una correttezza enorme nel svolgere la sua professione. Una grande capacità anche di conoscere e analizzare il territorio del Friuli Venezia Giulia. Lui è veneto, ma aveva interpretato e riusciva a interpretare benissimo quello che era il Friuli e quello che era la Venezia Giulia. Omar Monestier aveva mosso i suoi primi passi dal mondo del giornalismo in una radio locale bellunese, da lì al Gazzettino e poi alla Gazzetta delle Dolomiti, con una progressione di carriera consona al suo spessore. Delicato, discreto, elegante, con la schiena dritta, onesto, pungente, sempre senza paura. Qualità espresse nella pagina delle Beatitudini del Vangelo di Luca, che Don Alex Vascellari legge e approfondisce in una omelia pregna di affetto verso Sara, la moglie, e i figli Benedetta, Tommaso, Giovanni e Giulio. Andare alla ricerca di questa verità e di questa giustizia ci fa gustare qualcosa di veramente profondo. Una determinazione, una professionalità che non fa sconti. Lo sanno bene quanti hanno lavorato sotto Omar, ma che proprio per questo fa crescere, fa realizzare progetti e sogni, sprona a dare il meglio di sé. È il figlio Tommaso a prendere per primo la parola, invita a ricordare Omar senza mitizzarlo, e a seguirlo è la sorella Benedetta. Papà cammina sulle mie gambe, cammina su tutte le vostre gambe, ne sono più che consapevole. Papà è ogni mio gesto, è ogni cosa che penso, che dico, in ogni libro che leggo. Caro papà, mi sono chiesto lungamente perché la mia storia d'amore con te sia finita sulle note del nessun Dharma. Non ho una risposta, non l'avrò mai. Ma so con tutta me stessa che il tuo ricordo, lei sarà sempre l'opera più bella della mia vita, che vivrà in me ancora e ancora. Ciao papà. Lo strazio della sua dolce Sara e il saluto ad un amore senza confini. I colleghi della grande famiglia del gruppo Gedi si alternano davanti al feretro, lo ricordano, gli promettono di non tradire i suoi insegnamenti, di proseguire lungo il sentiero tracciato con una passione rara. A Belluno, dove prima del suo nuovo incarico in Friuli Venezia Giulia è l'ex caporedattrice Marcella Corrà a richiamare alla memoria il tratto distintivo di Omar Monestier. Io l'ho scritto nei giorni scorsi che proteggeva i suoi giornalisti, no? Anche da parte di chi potesse potere economico, potere politico, potesse, come dire, farsi avanti per bloccare qualcosa. Gli ultimi passi del suo cammino terreno Omar Monestier li ha compiuti sostenuto dalla stima e l'affetto che molte comunità oggi gli hanno riservato. Falco torna a casa, la sua base all'ospedale di Pieve di Cadore è avveniristica e unica nel suo genere in Italia, intitolata ad Angelo Costola, l'ideatore del servizio di urgenza ed emergenza. L'eliporto del SUEM è stato realizzato grazie ad un investimento di 3 milioni di euro. Guardate. È un progetto che nasce da un'idea visionaria di tanti anni fa, pervicacemente sostenuta in questi anni. Il dottor Angelo Costola per primo e assieme a lui i medici, gli infermieri, gli operatori dell'elisoccorso e tutta la provincia di Belluno che, come non si stancavano mai di ripetere Floriano Pra e Sergio Reolon, è in verticale e garantire il diritto alla salute a tutti era ed è un imperativo. Così è nato l'elisoccorso nel lontano 1998, la sua base operativa Pieve di Cadore, quella che oggi è un fiore all'occhiello e l'unica nel suo genere dal punto di vista architettonico e funzionale. Il taglio del nastro della nuova base questa mattina davanti a una folta schiera di sindaci da tutta la provincia con le massime autorità civili, militari e religiose dopo 2 anni di lavoro non senza intoppi. È stata un'attività quotidiana di controllo e di monitoraggio cercando di mantenere i tempi. Li abbiamo sforati di poco, ma li abbiamo sforati perché tutti quanti insieme,
con grande determinazione, così come insomma era partita l'idea, abbiamo cercato di portarla a termine. Sopraelevata, certificata come eliporto, la base EMS consente la presenza temporanea di 2 aeromobili. Pista e rampa sono riscaldate, la copertura è green, concepita per autoprodurre energia elettrica. Un investimento di 3.123.000 euro, finanziati quasi interamente dalla Regione Veneto, che oggi ha annunciato entro 4-5 mesi, allo scadere del periodo di addestramento, l'attivazione del volo notturno. 36 gli approdi sparsi in tutto il territorio, a cui se ne aggiungono altri 9 nei rifugi. Commosso, Jacopo, il figlio del dottor Angelo Costola, che allo scoprimento della targa ha rivolto un pensiero a tutti coloro che tenacemente hanno creduto al progetto. A nome dei sindaci è intervenuto il primo cittadino di Pieve di Cadore, che con i colleghi ha sostenuto convintamente l'iniziativa dell'intitolazione della base EMS al padre del SUEM. Ho provato emozione nel momento in cui ho saputo questo, perché lavorando in Rai ho seguito passo passo le prime sperimentazioni di Angelo, e sono salito in elicottero con lui, abbiamo fatto i primi servizi, quindi mi ha fatto particolarmente piacere anche a livello individuale. Ci fermiamo, questo era il nostro ultimo servizio, grazie ancora una volta per aver scelto Antenna 3, siamo alle previsioni del tempo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano infiamma l'Italia, ma non mancherà qualche temporale sul nostro territorio. Vediamo in quali zone nel dettaglio di venerdì 5 agosto. Sul Veneto prevale un tempo asciutto e stabile, ampio soleggiamento dappertutto e cielo sgombro da nubi. In montagna qualche addensamento associato a probabili rovesci e temporali sparsi. Temperature in aumento e afa di nuovo alle stelle, minime tra 16 e 26 gradi. Per quanto riguarda invece le massime, la colonnina di Mercurio arriverà a toccare i 37 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, il cielo sarà sereno, ma non è escluso qualche isolato rovescio pomeridiano. Sui rilievi soffieranno venti di brezza. Temperature minime tra 22 e 26 gradi, massime intorno ai 35-37 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole, ma avremo anche dei temporali dalle ore più calde e saranno via via più frequenti. Temperature minime intorno ai 19-20 gradi, massime sui 35-37 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.